Pronto? Pronto il signor Tonelli? Sì, buongiorno. Eccomi, salve, sono Emanuele Franz. Sì, Lo... sì, 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 lo Ecco, aspettavo. grazie allora della disponibilità per questa breve intervista. Va bene, Ecco, mi dica. noi tratteremo il tema del rapporto fede e scienza, ma in modo anche ampio, nel senso anche Sì, l'intuito e la tecnica. sì, E quindi, insomma, lei è stato anche portavoce del gruppo di ricerca che ha portato a scoprire il bosone di Higgs, che è stata soprannominata dalla stampa la particella di Dio, se non vado errando. ah, sì, sì, certo. Ecco, la cosa che mi viene, insomma, che colpisce è che il signor Higgs aveva teorizzato molti decenni prima della scoperta Sì, vera e propria, ecco. sì, Una cosa che mi viene in mente è che anche Einstein aveva teorizzato la relatività ed è stata confermata soltanto anni dopo. certo, sì, Quindi sì. la mia domanda è, cioè lo scienziato, nei casi in cui teorizza senza avere una verifica sperimentale, è guidato, da un forte intuito, dalla fede che comunque esista un ordine nelle cose? Cioè, quali sono le motivazioni interiori che lo Sì, spingono a credere al di là della verifica? beh, diciamo, è abbastanza semplice perché lo scienziato, in questo caso è il teorico, Einstein e Higgs sono fisici teorici, quindi sono fisici il cui scopo è proporre teorie, no? Proporre nuove teorie per spiegare i fenomeni della natura. E cosa succede? Diciamo, quando hai di fronte alcune cose che non riesci a spiegare, no? Alcuni fenomeni che non riesci a spiegare, devi ogni tanto costruire una teoria nuova che prevede conseguenze che ancora non sono state verificate sperimentalmente. Mm. Quindi il meccanismo è semplice. La teoria nuova deve spiegare tutto quello che è stato visto fino a quel momento, no? Poi dalla teoria nuova ogni tanto escono conseguenze che ancora non sono state verificate sperimentalmente. Mm. Facciamo un esempio. Einstein sviluppa la teoria della relatività generale. Questa teoria spiegava, per esempio, la precessione di Mercurio e spiegava alcuni fenomeni astronomici che erano stati misurati a quel tempo. Ma nessuno poteva prevedere che sulla base di questa teoria si dovevano verificare le oscillazioni dello spazio-tempo, cioè le onde gravitazionali. Einstein stesso, guardando la sua teoria, dice non era convinto che questo fenomeno, che era previsto dalla sua teoria, si sarebbe mai potuto verificare sperimentalmente. Ci Mm. sono voluti 100 anni e questo fenomeno è stato verificato sperimentalmente. Quindi questo è il meccanismo. Mm. La teoria viene costruita per spiegare le osservazioni che vengono fatte, no? E alcune di quelle osservazioni nelle teorie precedenti non hanno spiegazione. La Certo, nuova certo. teoria le spiega e a sua volta la nuova teoria prevede conseguenze e alcune di queste conseguenze vengono verificate magari a distanza di 50 anni o di 100 anni, se la teoria è corretta, attenzione. Se gli esperimenti che vengono fatti magari a distanza di 50 anni non verificano queste conseguenze, vuol dire che la teoria va cambiata. Quindi il Certo, certo. meccanismo è una specie di camminare con due gambe, diciamo. La fisica va avanti con due gambe. Una gamba è la fisica teorica, che sviluppa teorie e fa previsioni, e l'altra è la fisica sperimentale, quella in cui lavoro io, che prende queste previsioni e cerca di capire se sono vere o no, cioè se la natura ha Certo, segno certo. e Ma fa per queste esempio Galileo previsioni. Galilei che ha appunto fondato il metodo scientifico Esatto, sperimentale. esatto, è lo stesso, è il metodo di Galileo che stiamo seguendo ancora dopo 400 anni. Ma Galileo però diceva che credeva in un disegno divino nelle cose. Ecco, lo scienziato moderno oggi come si pone di fronte a all'esistenza o meno di un ordine divino nelle cose? Sì, l'ordine diciamo divino, quella è una scelta personale, diciamo, Mm. la natura che investighiamo, nella natura che investighiamo, diciamo, non si trovano tracce della presenza divina ed è anche inevitabile che sia così. Cioè, Mm. Dio, per chi crede, è un essere sovrannaturale, al di fuori e oltre la natura, no? Sì. Allora, se uno dice io ho trovato prova dell'esistenza di Dio nella natura, dice una cosa, una forzatura, ma è anche una Mm. forzatura dire io nella natura ho trovato prove che Dio non esiste, no? I due atteggiamenti sono entrambi sbagliati. Ho In che capito. senso? Beh, perché essendo un essere sovrannaturale, diciamo, non puoi pensare che lasci traccia
nei fenomeni materiali e viceversa, non puoi ipotizzare che non esista perché nei fenomeni materiali che indaghi non ne trovi traccia. Quindi dal punto di vista del rapporto fra fede e scienza, la situazione attuale è infinitamente migliore di quella con cui si confrontava Galileo. In che senso? Nel senso che gli scienziati, credenti e non credenti, io appartengo alla categoria degli scienziati non credenti, ma ci sono illustri colleghi che hanno una forte fede, no? Tutti e due, diciamo, descriviamo la natura nello stesso modo, non è che diamo due descrizioni diverse, e questo modo con cui descriviamo la natura è il modo con cui la scienza descrive la natura. Quando poi si arriva a porsi la questione, che è una questione intima, personale, ti affidi, cioè affidi tu te stesso, l'atto di fede è un atto irrazionale, no? Non puoi dimostrare la fede su base razionale. Affidi te stesso all'idea che ci sia un ente ordinatore, un essere superiore che costruisce questo ordine, oppure non hai bisogno di affidarti a questo essere superiore, extranaturale, sovrannaturale. Questo è un atto individuale che fanno gli scienziati come li fanno gli idraulici o gli avvocati, cioè non c'è nessuna... Sì, quindi si tratta di sfere differenti, Esatto. di campi differenti, ma diciamo è chiaro che la parola fede circoscritta alla credenza in un ente superiore è molto limitante, però mi ha scritto per esempio Hofstadter dicendomi che se si estende questa parola fede magari al senso del mistero, dell'ignoto, diciamo lì lo scienziato è sempre mosso da una tensione verso l'imperscrutabile. Sì, questo è giusto, diciamo, il senso del mistero, nel senso di cose che ancora non conosciamo e che ci sono ignote, è una delle cose che ci guida, è una inesauribile curiosità che ci spinge a esplorare gli angoli più reconditi dell'universo. E questa è una fortissima motivazione per chi fa ricerca scientifica. Però attenzione, quando io mi trovo di fronte oggi a cose che non so spiegare, per esempio la materia oscura o l'energia oscura, no? Che pervade l'universo, oggi noi come scienziati non la sappiamo spiegare ed è, attenzione, il 95% della massa dell'universo, quindi è una cosa enorme, no? Quindi è come se fossimo veramente di un'ignoranza abissale, no? Non riusciamo a spiegare con tutti i nostri risultati scientifici il 95% della massa dell'universo. Di fronte però a questa, chiamiamolo misteri, l'atteggiamento non è di pensare che qui si nasconda un tocco divino, un tocco magico, qualcosa di inesplicabile, no? Si nasconde la nostra ignoranza e io ho fiducia, e questa è una fiducia irrazionale se vuole, ma che nelle generazioni successive, dando il testimone della ricerca a nuove generazioni di scienziati, questi che oggi ci appaiono misteri inspiegabili troveranno una spiegazione materiale, esattamente come hanno trovato una spiegazione materiale, no? L'origine della massa con la scoperta del bosone di Higgs o la scoperta delle onde gravitazionali, che ci fa capire che lo spazio-tempo è un qualcosa di plastico. Ma quindi secondo lei, diciamo, la razionalità, le capacità umane prima o poi arriveranno e quindi non c'è una parte mancante, un quid che sfuggirà sempre? Ma ci sarà sempre, io penso che ci sarà sempre, il motivo è che guarderemo dettagli sempre più piccoli, no? E questo è un pochino quello che è successo negli ultimi 2000 anni, no? Cioè, via via che ci sia avventura in angoli sempre più lontani dalla nostra vita ordinaria, basti pensare quanto è lontano il mondo delle particelle elementari, no? Nessuno di noi fa una vita in cui è importante sapere come si muove un elettrone, no? La nostra vita comune è fatta di andare a fare la spesa, di far da mangiare, avere relazioni, da lavorare e così via. Però attraverso l'esplorazione dell'infinitamente piccolo, no? Abbiamo scoperto tecnologie e una visione del mondo che ha cambiato radicalmente tutta la nostra vita. Ecco, questo continuerà, cioè noi andremo a esplorare dimensioni ancora più piccole, andremo a esplorare sull'altra scala dimensioni ancora più grandi, cioè capiremo di più di quello che è avvenuto nell'origine dell'universo, sulle grandi distanze, e questa visione del mondo che cambierà perché capiremo di più, da questa nasceranno a loro volta tecnologie che cambieranno la nostra vita, no? Questo è poi il meccanismo. Quindi non posso pensare che che questo percorso a un certo punto finirà, cioè questo è un atteggiamento ingenuo, no? Cioè non c'è un
libro della verità e noi quando siamo arrivati all'ultima pagina abbiamo finito il libro e lo chiudiamo, no? C'è Certo. un'esplorazione di distanze sempre più piccole o sempre più grandi, ai due estremi, che continuerà nei prossimi millenni. Non sto parlando di decenni, millenni, no? Cioè fra 1000 anni, se ancora l'umanità insomma abiterà questo pianeta e ci sarà se potessero sentire questa nostra chiacchierata si metteranno a sorridere, no? Perché alcune delle cose che io ora dico sono grandi misteri, loro le avranno risolte da tempo e Certo, cioè, comunque l'aspetto emotivo dello scienziato, vuoi soltanto un entusiasmo verso la conoscenza, verso l'ignoto, vuoi nei casi individuali dello scienziato credente, l'aspetto emotivo gioca il suo ruolo nello spronarlo. Sì, io di questo sono convinto, personalmente lo dico per me, ma penso che valga per tutti. Cioè, da un punto di vista emozionale, lo scienziato deve rimanere freddo, deve tenere a bada le emozioni, deve insomma cercare di non farsi condizionare da quello che ha dentro, no? Ma detto questo, quindi noi siamo addestrati a tenere sotto controllo le emozioni, guai allo scienziato che diciamo imbocca una soluzione semplicemente perché no, questa cosa gli fa più piacere ed è più contento di quella soluzione. Bisogna essere proprio veramente ipercritici, no, verso quello che ci sembra la soluzione più esaltante, no? Altrimenti facciamo scoperte false ogni giorno, no? Quello di mantenere un atteggiamento molto critico. Ma detto questo non vuol dire che dentro gli scienziati non ci sia un ribollire di emozioni forse anche superiore a quello che diciamo agita la gente comune. Per certi versi diciamo non so, quando vedo i tifosi di calcio, no, che esultano per un risultato della loro partita del cuore, è un pochino come io ho delle fotografie in cui noi esultiamo per un risultato raggiunto e sembriamo un gruppo di tifosi, cioè non c'è nessuna Sì, sì, quindi c'è una forte passione profonda. assoluta, sì, Ecco, ecco, ma più che altro a me interessava anche capire come lo scienziato vive questo rapporto, che sì, è restrittivo se si parla di fede e scienza, ma se si parla di appunto intuito, cioè componente emotiva e tecnica, diventa un altro discorso. esattamente, Ecco, certamente. niente, io a questo punto, guardi, io la ringrazio infinitamente del suo prezioso... Grazie a lei. Mi ehm, dispiace appunto di non poter, insomma, io sono troppo impegnato per poter E partecipare. immagino, immagino. Comunque almeno ci siamo sentiti e insieme poi agli altri interventi credo che la poliedricità sia... Benissimo, la Bene. ringrazio. Arrivederci. Grazie ancora infinite, salve, grazie.